Io non lo provo questo dolore per Diogo Jota. Sport derivante dal barnum del calcio, per te tutto ciò che è calcio ti coinvolge e quindi Sì. ti senti coinvolto. Sì. Ma di fondo a te non te ne fotte un cazzo di Diogo Jota, non sai manco chi è, non te ne frega niente. Se non fosse il giocatore del Liverpool, se questo giocasse nella Solbiatese, tu non sapresti neanche che è morto. Allora, signori, c'è modo e modo di dire le cose. Permettetemi di dire una cosa, io questo video lo volevo fare dal cesso, sapete oramai il format video dal cesso è quasi un cult del mio canale, però non vorrei dare troppo spazio a questa persona, perché non è la prima volta che fa queste uscite molto infelici. Caro Chiariello, il tuo commento può essere giusto, può essere sbagliato, dicendo muoiono tante persone, molti ragazzi di 28 anni, nessuno se li caga, muore un giocatore e siete diventati tutti esperti di quel giocatore e state creando una cosa mediatica clamorosissima. Può essere giusta come idea, come ipotesi, come tua idea di concetto, può essere anche giusta, però credimi, uscire con quelle espressioni a me non me ne fotte un cazzo, non me ne frega niente della morte di un ragazzo di 28 anni. E tieni presente, ieri è deceduto anche un altro ragazzo, giovane pilota, che doveva anche esordire in Moto3 forse il prossimo anno, ma non ho capito bene. Anche questo spagnolo, anzi scusate, Diogo Jota era portoghese, perdonatemi. È sbagliata l'espressione e io spero che il Napoli, visto che Radio CRC è la radio ufficiale del Napoli, che il Napoli possa prendere le distanze da Umberto Chiarello. Allora, ribadisco, il concetto ci può stare. Dire vabbè è morto ma voi lo fate solo perché era un calciatore, quindi ora siete tutti sconvolti perché era un calciatore. Muoiono tantissimi ragazzi, però nessuno ne parla. E questo c'ha ragione, questo c'ha ragione. Però c'è modo e modo di dire le cose. Facevi più bella figura a stare zitto, a dire sì, mi dispiace della morte del ragazzo, però sinceramente muoiono tanti ragazzi, può capitare che muoia anche uno famoso. Ecco, non che tu attacchi la morte di questo povero Cristo che per giunta ha 3 figli, piccolissimi peraltro. Qualcheduno già ha fatto la retorica, tanto la moglie che cazzo se ne frega, tempo 2-3 anni si rifà una vita. Ragazzi, voi non dovete pensare ai cazzi di quegli altri, abbiate pazienza. Forse sarò troppo duro per come la vedo io, no? Voi vi dovete fare i cazzi vostri, semplicemente. Se poi la donna di Diogo Jota si vuole rifare una vita, non deve dar conto di certo a voi. Qui si sta parlando di un ragazzo di 28 anni morto in un incidente stradale. Ma che non fosse calciatore o fosse non famoso, è comunque un ragazzo di 28 anni che lascia 3 figli, una moglie da poco sposato, tempo 10 giorni ed è morto. Il rammarico è questo, caro Chiariello, non il rammarico di dire ma che ce ne fotte, tanti chi sta, muoiono tante altre persone, perché se no allora naturalmente la morte di un comune mortale per scopo mediatico naturalmente conta molto meno rispetto a quella di un calciatore famoso o di una persona famosa o di un papa, diciamo così. Perché se muore io, funerale vengono 3 persone, se muore papa si è fermato tutto il mondo, cioè proprio fa capire. Ecco, avete visto oggi le immagini che ci sono state a Roma, no? Di quella pompa di GPL o di benzina, ma non mi ricordo che cosa sia di preciso, che è scoppiata. C'erano dei vigili del fuoco a lavorare lì, Chiariello. Allora fammi capire, si dice che uno di questi sia in gravissime condizioni o addirittura fosse morto. Tu te ne esci dicendo, metto caso, sto dicendo un'ipotesi, dici io, ma quello è il suo lavoro, rischia per quello, se è morto sono i rischi del pericolo. Non ti fa empatia, potresti dire cazzo, quello poteva essere mio figlio, Diogo Jota poteva essere mio figlio, poteva morire. Cioè io, credetemi, al mondo non c'è più empatia per nulla.
abbiate pazienza. E vi ripeto, per questo io non faccio il video dal cesso, perché io non voglio dare importanza a questa persona, perché questa persona, e ripeto, non è la prima volta che fa delle uscite infelici su altre cose anche più gravi, al di fuori del calcio, ecco, diciamo così. Noi abbiamo sfangulato Walter De Maggio per molto, molto meno, per un fatto di una maglietta di calcio e tutte ste stronzate. Ma qui la SSC Napoli deve prendere una distanza da questa persona. Questa è la radio ufficiale e la radio ufficiale viene associata alla SSC Napoli tramite questa persona. Lasciate stare il fatto del sigaro, Tonin Mesord, quello è goliardia, è una goliardia e quindi ci può stare essere goliardici con il sigaro, Tonin Mesord, ve li buttiamo in faccia, quello può essere anche goliardi, può far fare una risata. Ma io ieri quando ho sentito queste parole, credetemi, il sangue mi si è gelato addosso, mi è scorso un brivido lungo la schiena dicendo io ma come cazzo fai a dire una cosa del genere di un ragazzo che è appena morto? Cioè ma un po' di empatia, oh Cristo Dio. Qualcheduno ha scritto ma se andava a meno non moriva. Eppure là, facete se questo stava correndo, sbagliato perché è sbagliato, no? Che giustamente più acceleri con la velocità e più c'è il rischio di morte, questo è vero, questo è vero. Però tu che cazzo ne puoi sapere che questo stava a 130, a 110, è scoppiata la gomma, la macchina si è ribaltata. Perché ragazzi, può essere anche così, scoppiata la gomma, la macchina si è ribaltata subito e questi sono morti bruciati. Poteva andare pure a 110, ragazzi, io quando ho preso il cinghiale l'ho preso a 30, la macchina mi si è sfatta e sembrava che andassi a 300 all'ora, andavo a 30, dopo un incrocio, centro abitato andavo a 30. Quando ha già acchiappato cinghiala è come se avessi preso un muro a 100 km/h, macchina sfondata. Ribadisco, se il Napoli si ritiene una società con dei principi sani, abbiate pazienza, però io la penso così, Aurelio De Laurentiis e il Napoli devono prendere distanze da questa persona e dalla sua emittente. A me che poi Chiariello possa dire quello che gli pare, no, ma io l'ho detto in modo di qua, in modo di là, a me non me ne frega niente. Non è la prima volta che c'ha delle uscite infelici, anche su argomenti pesanti. E a me mi dispiace, mi dispiace. Io mi ricordo, c'è da fare come fece Sky con Carlo Alvino, visto che voi usate tanto Carlo Alvino, quando augurò la morte in diretta ad un tifoso juventino. Sky Sport non sentì seghe. Andò ad Alvino e gli disse, oh, io sono un emittente mondiale, perché Sky viene trasmesso in tutto il mondo, no? E io essere associata a una persona che augura la morte a un cristiano, abbi pazienza, io queste figure di merda non le voglio fare e non le farò mai. Presi Alvino e lo licenziò in tronco. Bene, Radio CRC naturalmente, e lui se non sbaglio il presidente di Radio CRC, ma il Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli deve prendere provvedimenti su questa cosa, perché è uno schifo, permettetemi di dirlo, è uno schifo. Ci sono modi e modi, scusatemi, caro Chiariello, di dire le cose. Il tuo è stato alquanto crudele. Detto questo, iscriviti al canale, sempre con Forza Napoli. Ciao!